Nella prestigiosa sala Domus Mercatorum della Camera di Commercio di Verona, il Cone Veneto ha programmato il Galà dello Sport indetto dal presidente regionale Gianfranco Bardelle e dal sindaco di Verona Federico Sboarina. Con loro anche l'assessore allo sport di Verona Filippo Rando, l'assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari e Nicola Baldo in rappresentanza della Camera di Commercio veronese. Alla presenza, in qualità di testimonial, l'olimpica ed atleta del secolo Sara Simeoni e il campione europeo di pugilato Luciano Rigoldi. È un momento molto emozionante per un dirigente sportivo perché è la festa dello sport della nostra regione, è il momento più importante e quest'anno abbiamo battuto ogni record perché abbiamo 67 premiati medaglie d'oro e d'argento ed è un numero veramente importante e d'altronde siamo una regione in cui lo sport è uno sport di base, uno sport che viene fatto col cuore, che viene fatto in tutti i paesi, in tutte le città della nostra regione. Non abbiamo un capoluogo come Torino, Milano, Roma, lo dico sempre, ma abbiamo 7 punti di riferimento e centinaia di paesi dove si svolge lo sport, dove nasce lo sport, dove viene portato avanti, da qui 120.000 volontari e dove si lavora in sinergia con le istituzioni pubbliche, sindaci e assessori allo sport, a livello regionale, a livello provinciale e a livello comunale. E questo credo che sia una grande squadra, una squadra che non deve essere persa. A me dispiace aver rinviato questa cerimonia, di solito la facevamo in gennaio, febbraio, alla fine dell'anno, abbiamo dovuto rinviarla perché i problemi voi li conoscete a livello nazionale che ci sono stati, ma noi vorremmo che lo sport non sia solo lo sport del Comitato Olimpico Nazionale, che ci dobbiamo interessare solo delle Olimpiadi. Noi ci dobbiamo interessare che i nostri ragazzi lasciano i telefonini, che non si perdano per le strade, che vanno negli impianti sportivi e io chiedo con grande forza, io speravo che lo chiedesse anche a livello nazionale, ma lo chiedo come Veneto, come rappresentante dei dirigenti veneti, che lo sport sia lasciato a quel grande mondo del volontariato che fa lo sport italiano al 9° posto nel mondo, l'economia è al 48esimo, 49esimo e che non venga preso dalla politica. Deve essere lasciato a chi lo sport lo ama, chi l'ha nel cuore, chi lo fa in maniera volontaria. Benvenuti nella nostra città, devo dire che anch'io ringrazio la Camera di Commercio per l'ospitalità. È un piacere ulteriore quello di poter ospitare oggi questa cerimonia all'interno della nostra città e ovviamente un plauso a tutti quegli atleti che si sono guadagnati sul campo, come si dice in questi casi, le benemerenze che oggi verranno loro consegnate. Quindi chiudo qua anch'io perché io sono un oratore quasi perfetto, quindi sono andato un po' più lungo rispetto a te, ma chiudo veramente con i ringraziamenti anche e soprattutto a tutto quel mondo dello sport che magari si vede meno, a tutto quel mondo dello sport grazie al quale lo sport va avanti e grazie al quale tra l'altro la nostra regione può fregiarsi. Cerimonia voluta dai vertici del CONI regionale nel valorizzare l'impegno sportivo di atleti e dirigenti veneti, elargiti con 67 riconoscimenti sportivi attraverso medaglie d'oro e d'argento. Una squadra importante, quella veneta, che sa lavorare proficuamente a tutti i livelli, fatta di impegno, professionalità. L'evento è servito per consegnare i fondi raccolti attraverso l'iniziativa Piantiamoli, promossa dal CONI Veneto dopo la devastazione di interi boschi e montagne del Bellunese. Per l'occasione, al sindaco di Falcade, Michele Costa, e al vice sindaco di Alleghe, Siro De Biase, sono stati consegnati ad ognuno i 6.300 euro di contributi raccolti. Un lunghissimo applauso, dopo l'inno di Mameli, ha caratterizzato la cerimonia delle premiazioni, partite dalle stelle d'argento, così come per le stelle d'oro per i dirigenti. Poi è stata la volta delle medaglie d'argento.
al valore atletico nelle singole discipline, seguite dalle medaglie d'oro al valore atletico. Premiati con le palme d'argento gli allenatori e tecnici, mentre le stelle d'argento sono andate alle società sportive, Basket Montebelluna, la Box Piovese e il Roll Club Padova. A seguire la consegna delle stelle d'oro per le società sportive, Benetton Rugby Treviso, Circolo Nautico Chioggia. La foto finale ha concluso in bellezza la grande giornata veronese del CONI Veneto.